Eccoci per la rassegna stampa da TG Plus, oggi 17 maggio. Per quanto riguarda la provincia di Venezia, si parte dalla nuova di Venezia Mestre con una foto delle comunali a San Donà, Forcolin verso la giunta. Qui a San Stino saluto romano per festeggiare il neosindaco e dice adesso dimettiti, è una consigliera. Questa notizia la troviamo anche in altri giornali. Mentre per Venezia il porto, 120 milioni nuove banchine più vicine alla città. Waterfront con passeggiata unica dalle Zatre alle aree demaniali, anche l'isola dei Saloni cambierà volto. Insomma, Di Blasio dice connessioni con la gente. Bella la fotonotizia della Biennale a Forte Marghera, installazioni da condividere, e anche la battuta di Brugnaro allo studente che dice chi si fa fregare per una camera non merita di laurearsi. E poi notizie di cronaca e di incidenti che troveremo anche sulle nostre pagine. Mentre sul Gazzettino visite ed esami medici, 234.000 in lista d'attesa, e quel cuore fermo è ripartito, una grandissima commozione. L'intervista a Gino Gerosa, il professor Gerosa, che ha fatto tutta l'operazione e l'ha presentata, l'abbiamo dato voce anche noi ieri. Autonomia, bozze e misteri, una notizia di carattere nazionale, caos e polemiche in Senato dopo la pubblicazione sui social di uno studio che boccia la riforma, errore tecnico, dicono loro. L'importante è che qualcuno si prenda la colpa. E nella fotonotizia, purtroppo, Emilia Romagna in fuga dall'acqua. Il Gazzettino dedica molto spazio a questa faccenda, ma è una faccenda seria che riguarda una regione di confine. E sul Corriere del Veneto invece Zaia con il nostro stile si vince, dice il governatore a fianco di Conte, dice erede, no è presto, non fatemi sentire vecchio, perché Conte tutti dicono che farà lui il presidente della regione andando avanti. Insomma, c'è molta strada da fare, ma Gentilini ieri sotto la loggia dei 300 in piazza è stato fantastico, nel senso che è stato molto divertente, anche al di là della parte politica, che insomma è uno che ha fatto il sindaco, che quando parla diciamo che fa sorridere e ascoltare. Mentre per quanto riguarda sindaci che crescono, giovani, l'avvocata sbarcata in Cadore, una ragazza albanese, Cindy, una sindaca albanese, Pieve era diffidente, poi mi ha dato tutto, e questa con la maglietta gialla la vedete, ultimamente la vediamo spesso anche in televisione, comunque brava, si è data molto da fare ed è diventata sindaco. A San Stino, questo vedete il caso del saluto fascista della consigliera, l'abbiamo già visto anche sulle pagine di altri giornali, e un like alle foto e l'invito a cena, vi racconto come mi ha sedotta, si parla della fidanzata di Conte anche sul Corriere. Una occhiatina diamola pure anche a Venezia per quanto riguarda la pagina di Notizie Plus. Vedete che qui si parla molto di incidenti, si scontra un'ambulanza e un'auto, 3 feriti, Caltana si scontrano 2 auto, finisce giù dal ponte, Pianiga, fuoco, le polveri del silos di una fabbrica. Sono le notizie che sono apparse ieri sera, e poi ci troviamo questa mattina qui anche sul nostro portale, che potete seguire poi anche per tutte le altre notizie che avete visto. Grazie, allora è tutto anche dalla pagina di Venezia.